Zaia governa dal 2010, ma vorrebbe farlo per sempre. Arriva puntuale come una sciabolata la nota durissima di Flavio Tosi dopo le parole del governatore poche ore prima a Tessera. Che ormai sia un campo di battaglia tra il coordinatore regionale di Forza Italia e la Lega, soprattutto il numero uno di Palazzo Balbi, è chiaro da tempo. Attacco frontale da mesi sulla sanità veneta e poi il saccheggio di esponenti del Carroccio che potrebbe a breve anche destabilizzare la giunta regionale. Quella giunta che Zaia guida da 13 anni. Definisce anacronistico il limite ai mandati ai presidenti di regione fissato dalle leggi statali, attacca Tosi, ma gli ricordo che è stata proprio la regione Veneto nel 2012, con lui presidente, a fissare il limite dei 2 mandati per gli assessori regionali. Pertanto Zaia, da questo punto di vista, non mi sembra un campione di coerenza. È contro il tetto dei mandati se lo dice la legge nazionale, a favore del tetto se invece è la legge regionale varata da lui a fissarlo per gli assessori. Ma non è finita. Forse Zaia lo ha dimenticato, continua Tosi, ma è presidente regionale dal 2010, quindi di fatto è già al terzo mandato, il prossimo che lui agogna sarebbe il quarto. È da 13 anni che guida il Veneto, in termini di grandi opere pubbliche non ha fatto granché, è vero. Il Passante, la Pedemontana e tutti i nuovi grandi ospedali non si devono certo a lui, quindi comprendo che potrebbe non essersi reso conto del tempo trascorso. Un j'accuse durissimo che si chiude così. È singolare che pur di ottenere ciò che vuole, cioè governare per 20 anni, Zaia sia lei con la sinistra e quindi faccia asse con i presidenti della Campania De Luca, della Puglia Emiliano e dell'Emilia Romagna Bonaccini. Questo la dice lunga. Dal PD Veneto però i vertici regionali fanno capire da tempo che la musica in Veneto è diversa sul tema del limite ai mandati. Già nel giugno scorso le parole del segretario Dem Andrea Martella erano state molto chiare. Troppo spesso, spiegava, si assiste a uno strapotere dei governatori. Troppo spesso le giunte diventano luoghi di ratifica e i consigli regionali perdono il ruolo che dovrebbero avere. Per questo, aveva chiuso Martella, il limite dei 2 mandati per le cariche che elette direttamente dai cittadini esercitano un potere esecutivo resta indispensabile. Se una patria ha bisogno del Salvatore, è perduta.